Raga, c'è tutto il comandone veneziano, è un cume furioso, i giornali sono contro Veneziano che affermano che l'epoca d'oro del cume è già finita dopo 3 mondiali vinti e forse non tutti sono meritati addirittura. Questa è stata un'affermazione orrenda veramente che non trova senso perché se noi andiamo a vedere le stagioni, Veneziano le ha vinte con il cuore, con merito e con grandi prestazioni. L'altro anno un mondiale devastante con 6 vittorie contro 2 ha perso per un errore, ok ci sta, ne avevamo una macchina inferiore. Adesso ne abbiamo una macchina 100 volte inferiore, ma ci proviamo lo stesso, ragazzi. I primi degli umani, Ferrari devastante, ha fatto un giro perfetto in Bahrain, primo anno del Bahrain, gara per me favorevolissima, Mafio, cioè con un giro perfetto comunque Schumi e Barrichello hanno fatto un tempo stratosferico, ma io ci credo, io sono il cume. Vai raga, proviamoci. La Ferrari ritirino è devastante, Clutch out, ve lo red dico green. già. You've moved down the order into P4. That's P4. Loro sono devastanti in ritirino, in qualifica si è visto. You're leading the pack, P1. Vabbè, come immaginavo, partenza sublime, ma saranno 10. Cioè, per vincere le gare quest'anno devo fare qualifica perfetta e gara perfetta. Però il ritirino, non so, vedrete, io ho perso la qualifica, ero primo sicuro senza queste Ferrari iper devastanti. Che so, voglio togliermi l'etichetta di quello che vince solo con la Ferrari degli anni d'oro. Forse Barrichello ne meritava uno dei tre, io ne ho perso uno che meritavo di vincere, 6 vittorie a 2, siamo pari, dai. Siamo pari, basta pensare al Mondiale 2003, sto comunque difficile dal punto di vista psicologico. Dai Juan Pablo Cume, dimostra di essere ancora un grande, anche se con le polemiche, anche con una macchina obiettivamente scandalosa. Adesso saranno cazzi, rettilineo già vedo cose brutte, eccoci qua. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Subito Michael in fuga, subito fuga michaeliana. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Mamma mia. You're leading the pack. Mamma You've mia. dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Oh, l'ho inchiodata, nulla da fare. L'ho inchiodata, nulla da fare. E Barrichello ne approfitta. Ancora al limite. You're leading the pack. P. Mamma mia, ragazzi. P2. Try and take first back. Push for the win. Devo fare ogni curva al limite. No, è impossibile. Devo fare ogni curva così. Mamma mia, tra Schumi, non so cosa sia successo, nel senso, contatto minimo, però Schumi ha perso forse una posizione. Vediamo. Sì, una posizione ha perso su Takuma Sato. Ho inchiodato, cazzo, e non è bastato. E dopo super lotta con Rubinho. Che Rubinho, ragazzi, le sta sfruttando tutte. Vince l'altro mondiale, Rubinho. Diventa il numero 1 della Formula 1, Rubinho, santi così. Basta, adesso è ritilino e loro vanno via, ciao. Mamma mia, devo farle tutte al massimo le curve. Yellow flag. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Niente. Anche le Honda sembrano più forti di noi, il rettilineo comunque più veloci. Mamma mia, prevedo una stagione difficile.
Prevedo una season difficile, faccio anche fatica a commentare, ragazzi, devo stare concentrato ogni curva, devo farla al limite, se voglio non perdere anni. Shumi comunque è meno in forma di Barrichello, cioè pazzesco, Prima tappa in Bahrain della storia, prima gara in assoluto sul Golfo Persico. Io sto veramente tirando più di così, non riesco ad andare, ragazzi. Ma non ce la faccio. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Carry on. Che carry on. Mamma mia, li devo sgommare, ragazzi. Ma almeno Sato mi tiene dietro Shumi. Sì, ma non vinco nella costruttori né nella piloti, raga, cioè. E sarà dura trovare una squadra al prossimo anno. Pensa, per l'ultima curva di merda. Incredibile. Tanti dicono che dovevo rimanere in Ferrari, ma volevo altri stimoli dopo 3 mondiali vinti. Poi voglio superare Shumi da solo. Però sta Williams ha fatto dei passi indietro e la Ferrari 10 avanti. Quello è il problema. Cioè, guardate Barrichello come va via. Fuga di Barrichello. Brutto errore qua, brutto errore. Altra inchiodata. Quindi ciao, arrivano tutti adesso. You've dropped into P3. P3. Anche Sato più veloce, vabbè, mi sembra un po' ridicolo. Second place. You're in second place. Yellow flag intanto, non è Barrichello. Purtroppo. Ah, testa coda probabilmente. Oh, Shumi non supera Sato, incredibile. Barrichello è in una forma senza senso, Super forma per Rubinho, Barrichello. Non riesco più a farla di piena. Alla massima velocità. In pieno, mamma mia. Le gomme mi stanno già lasciando, Stanno arrivando tutti. Che catorcio di macchina che ho, mamma mia. Barrichello è stra in fuga. Yellow flag. Non è Barrichello, sta morti. Che sportività come indiana. Olivier Giroud Panis è fuori dai giochi. No! Mamma mia. Che tensione, Beppe, che tensione. Un altro ritiro probabilmente, Yellow flag.
C'è una macchina parcheggiata, Christian Klien. Non la tengo... No, non posso più prenderla in You've pieno. dropped into P3. P3. Che bello. Che bella notizia. Ma va la Sato di Second merda, place. You're in vaffanculo second Sato. place. Mi serviva Sato dietro, ma vaffanculo Sato, dai. Ridicolo d'uomo. Sono nervoso, sono nervoso. Io non la tengo più però, Non la tengo più, gomme finite, tutto finito, 10 secondi da barrichello. Che bello, che bello, che bello. You've dropped into P3. P3. Mamma mia. Mamma mia. Second place. You're in second place. Porca miseria. Non la tengo più. Dovete avere pazienza, le polemiche non le accetto perché la macchina non c'è, devo fare straordinari, devo fare i miracoli. Adesso la macchina è veramente ingovernabile. Schumi è là, ha perso un cazzo, una posizione ha perso Schumi neanche, un testacodino di merda. Jarno Trulli terzo. Devo frenare 2 ore prima, fioi. Infatti sto prendendo tantissimo adesso, 3 secondi in un giro ho perso. Non posso prenderla in pieno, le gomme sono andate. Guarda tutto all'esterno, guarda che roba! Mamma mia, che cesso di macchina che ho. Mamma mia. E Trulli vola. You've dropped into P3. P3. Just 3 laps to go now. 3 laps. La macchina è andata. Second place. You're in second place. No, ingovernabile, You've moved down the order ingovernabile. into P4. That's P4. Ingovernabile. Vabbè. Addirittura fuori dal podio, te cagare, va. Oh, l'ho tirata troppo. Ho tirato troppo, troppi bloccaggi, troppo al limite per cercare di recuperare su Barrichello. E questi sono i risultati, neanche a podio. No, ogni curva è testa coda, ragazzi, Che schifo, mamma mia. Male, male, male. Sì, mondiale impossibile, ragazzi. Cioè, addirittura quarto posto, cioè da primo. E da terzo in griglia. Disastro assoluto. Two laps left. Next time by will be your final lap. Speriamo nei circuiti cittadini, magari, che non serve una velocità importante. Io proprio sta macchina fa fatica sul veloce. Sul veloce fa schifo proprio. Sì, le gomme sono andate a mio parere per i troppi bloccaggi e aver spinto troppo. Usuratissime le gomme, le sento che non ci sono più. Cerchiamo di finire quarti. Beh, completamente non riesco a tenerla, è ingovernabile. Guarda anche Ralph.
Dai, Ralph, non per il cazzo. Fourth position. You're in fourth position. Guarda Ralph, guardalo, il coglione di Ralph, guardalo, il deficiente. Guarda che sorpasso che ti faccio senza macchina. No. Non riesco a prendere neanche in piedi, ma raga. Rischio di finire addirittura quinto. Ralph deve fare il coglione, no? C'ho anche Bailio tutti dietro. No, qua finisco malissimo, raga. You're down to P6, P6. No, sicuramente ho qualche problema meccanico comunque. P5. You four. P6, we have P6. Sono le gomme a sto punto, mamma mia. KO tecnico per Juan Pablo Cume. Lungo, mamma mia, che schifo, che schifo. Che schifo, vergognoso, vergognoso. Attenzione, qualcuno sbaglia. P7 now, P7. Succede di tutto questo ultimo giro, mamma. Però una vergogna, veramente, macchina che negli ultimi 4 giri è sparita. Ragazzi, sarà forse le premesse sono del mondiale peggiore anche del primo anno in Williams e dell'anno in Jordan. Non mi aspettavo un crollo così. Vince Barrichello scatenato, vaffanculo Massa. Guarda Massa, non ci credo. Ma non ci credo, ma vaffanculo. Ma che macchina ho? Guarda, perdo anche i punti. Vergogna, vergogna, vergogna. Ragazzi, qualificazioni sotto il diluvio, arriviamo terzi, la Williams seconda, incredibile, Schumi quarto, Barrichello settimo. Con la pioggia sono riuscito a fare una buona qualificazione, McLaren disastrose. Vediamo in gara. Mamma mia, asfalto non è umido però. E quindi partiamo così, chiaramente. Speriamo bene. Piove. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Anche se ancora l'asfalto così, il problema è che non ho un problema ai box, quindi speriamo bene. Clutch out, we're green. Ma proprio stavolta che potrebbe essere una gara positiva. Porca che sfiga, ragazzi, che anno minchioso. You're leading the pack, P1. Leading the pack, leading the pack. Ti prego non bagnarti asfalto e 10 giri sono tanti però. Dai Ralph, deve essere il mio scudiero Ralph. Che magari da Imola inizia la rinascita, anche se le prime 3 gare sono una cosa vomitatevole. Certo questa non è una gara proprio... Sì, ok, sono rettilini, non è una gara lenta, però non è il Bahrain, ecco. Poi con le Ferrari dietro un po' di speranzella ce l'abbiamo in più. Bisogna capire il meteo, se tiene le condizioni così. Il box è troppo un'incognita. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Già terzo Schumi, Barrichello già settimo, che sbozzo. Fenomeni.
senza le Ferrari sarebbe mio il mondiale, che bello. Cioè, a parte il crollo del Bahrain, non lo capisco sinceramente. Cioè, gli ultimi 3 giri ho perso 6 posizioni praticamente. 5-6 posizioni, cioè pazzesco. Adesso rivediamo un Kume come i vecchi tempi. Nove punti, ora potrei gare, mamma mia. Guarda, li stiamo massacrando, guarda, se ho un po' di ritmo, se la macchina va, il Kume c'è. In questo momento il secondo è Jarno Trulli nel mondiale, comunque, credibile. Un Jarno Trulli iper devastante. Già vince la gara, sarei contento contro queste Ferrari. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Stiamo girando veramente bene. Questa quarta tappa del mondiale. Cioè, ancora terzi in griglia, siamo abbonati al terzo posto, però ho preso una pole la prima gara, e anche quello è già un mezzo miracolo. Perché non finisce adesso la gara? La pioggia è leggera, speriamo di tenere così. Sarebbe una doppietta Williams in questo momento, sarebbe il The Dream, sinceramente. Dai ragazzi, mancano solo 5.000 giri, dai. Oggi una Williams incredibilmente veloce e soprattutto facile da guidare. Barrichello è sesto. Il campione del mondo. Se penso che hanno vinto Coulthard, Irvine, Michael Kume e Barrichello, mondiali incredibili, la Formula 1 che dal 98 è diventata una nuova era, un nuovo tutto, l'era kumendiana. Vede Veneziano e Schumi al vertice con 3 mondiali vinti. Però il Kume è molto molto più giovane. Per il momento pitturiamo. Questo è proprio l'orgoglio kumendiano, che manca troppo. Deve tenere il tempo e soprattutto anche la macchina deve tenere, che non ho una Williams iper affidabile. Trulli 11esimo, il secondo in classifica è 11esimo, che bello, che bello. Comunque Paul di Batto storico dovrebbe essere la prima per lui. Very good, come very good.
Mamma mia. (5-3) di vantaggio, incredibile. Manca ancora un secolo però. Comunque in Bahrain sono sicuro che ho avuto questi problemi e ho perso tutte quelle posizioni perché ho tirato troppo, spinto al limite, bloccaggi su bloccaggi, freni andati e le gomme usuratissime. Cioè, non ci sono altre spiegazioni per sinceramente per una debacle così negli ultimi 3 giri di un gran premio che amo poi. Sei due, dai, ti prego, macchina, tieni duro. Boom. Si sta annuvolando ancora di più. La pioggia è veramente leggerissima, infatti non sta bagnando ancora il tracciato. Ma guarda com'era il meteo. Ma ci vuole tanto lì. Potrebbero fare però non so, un remaster, qualcosa, cioè riportarlo in auge, cazzo. Sarebbe il sogno della mia vita, cazzo. GP4 rifatto proprio senza le mouse, cioè ufficiale. Ciao, cioè. Con la safety car, red flag, tutto, ciao, sarebbe il gioco definitivo. Il giallo è. C'è una tensione senza un senso. Logique. 7 secondi. Ci siamo trasformati così. E questo è lo strano. È la bellezza di questo gioco, che ogni gara è veramente una storia a sé. Anche se la Ferrari rimane Just 3 laps to go now. 3 laps. non imbattibile, di più. Per il momento nessun ritiro. Il 3 volte campione del mondo vuole dimostrare che non è finito, anche se è giovanissimo. E che le vittorie in Ferrari non sono solo frutto di una macchina migliore. Le grandi cose le fate vedere anche in Williams il primo anno, in Jordan il secondo e in Williams l'altro anno. Io ho una curva dal titolo contro la Ferrari. Una curva. E questo ancora un po' pesa sulla testa del campione italiano. Dai Beppe. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Inizia il penultimo giro. Gara iperregolare.
Incredibile sta gara, cioè pazzesca. Comunque le Renault stanno migliorando tanto, saranno pericolose a mio parere del prossimo anno, chissà. Sta iniziando l'ultimo giro. Inizia il final lap. Come andiamo? This is your final lap of the race. Final lap of the race. Non commento, raga, sono troppo teso. Yellow flag, Barrichello, dai. Barrichello. Vogliamo il ritiro di Barry. Trulli. Ah, proprio Trulli, il secondo della classifica. Attenzione, sta maturando la doppietta Williams. Il Kume già alza il dito e fa non sono finito. Lo fa, lo si capisce. Signori, questo è il Kume. Risorge dalle ceneri la Fenice e vince il Gran Premio di Imola. Nice work, that's P1. Race win. Well done. Well done, blau job. E il giro d'onore, doppietta. Raga, andiamo a vedere classifiche. Barrichello domina con 31, secondo Michael Schumacher 22, Trulli incredibile terzo a 20, Veneziano Montoya 19, Ralf 17, Unici Alonso, poi via tutti gli altri. Button c'era diretti i primi 5 punti in sta gara, però si è pigliato una pole position, la seconda in carriera per la Bar. Ferrari vince 3-1 le vittorie, mentre le pole 4 piloti diversi su 4 gare. Nella costruttori Ferrari 53, Williams 36, Renault 31, Bar 13, McLaren 10, McLaren in una crisi senza fine, Jaguar 7, Sauber 5, Toyota 1. L'altro anno la McLaren alla fine è arrivata terza, quindi ce l'ha fatta arrivare diciamo davanti alla Renault. Quest'anno sembra proprio messa male la McLaren. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Abbiamo fatto fino adesso 105 gare, su 105 gare 32 vittorie, un bel score. Ciao!